Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo un po' vedere i vari lavori e le varie mansioni, insomma come siamo organizzati nei vari periodi dell'anno. Nel momento in cui registriamo il video siamo nei primi giorni di dicembre e in questo momento si stanno ovviamente verificando tutte quelle che sono le situazioni invernali, per cui ormai foglie le abbiamo perse ovunque in vigna. In questa settimana qui ha ripreso a fare freddo, perché la settimana scorsa aveva un po' erano tornate un po' su le temperature. In questo momento invece un bel freddo asciutto, stiamo andando continuativamente sotto lo zero, per cui ovviamente alla sera, insomma alla notte, per cui siamo nel pieno riposo vegetativo e speriamo che questa condizione continui nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché è la situazione migliore per fare i nostri lavori invernali. Ecco, ovviamente stiamo ancora tenendo il grande freddo, nel senso che al momento siamo abbastanza contenti perché ovviamente le temperature sono scese bene e le viti sono completamente ferme. Ovviamente durante il giorno c'è un ritorno in su delle temperature, preferiremo un po' più di freddo ovviamente perché è la condizione migliore poi per andare a eliminare patogeni per le viti, parassiti e zanzare, tutto quanto. Però ovviamente dobbiamo attendere forse ancora più avanti. Non ha nevicato nelle nostre zone, abbiamo visto che in altre zone ha già nevicato. Al momento da noi si registrano temperature molto basse di notte, dopo di giorno il sole, essendo anche il cielo molto pulito, il sole scalda. Sarebbe un po' meglio che si abbassasse ulteriormente. Ovviamente in campagna noi ci va bene che di giorno riusciamo a resistere bene alle temperature, riusciamo a rendere bene nei lavori, però ovviamente la pianta avrebbe bisogno veramente di molto freddo anche durante il giorno. In questo momento stiamo anche osservando il germogliamento del frumento del grano che è stato seminato ancora qualche settimana fa. Avevamo preparato terra, è stato seminato e in questo momento sta germogliando, e diciamo che condizioni meteo al momento sono molto molto buone perché ha fatto una pioggia dopo la semina, quindi perfetto, e al momento insomma stiamo registrando il germogliamento, per cui vediamo come procederà anche la crescita di questo cereale. In questo momento ovviamente noi siamo come sempre impegnati con la potatura, che dura più o meno per noi tutta la stagione invernale. Ci troviamo in questo caso in un vigneto di Rondinella che è adiacente al vigneto di Merlot, nel cui vigneto avevamo fatto una puntata con la dendrochirurgia, quindi con questa tecnica di andare a tirare via una parte di materiale morto dalle viti. In questo caso ci troviamo in un vigneto adiacente e vi volevamo far vedere alcune situazioni di sintomi di mal dell'esca nel periodo invernale. In questo video vi parliamo un po' di mal dell'esca durante il periodo invernale, ovviamente sempre nell'ottica di dire in futuro, l'anno prossimo, la stagione prossima come sarà, ed è questo insomma il nostro lavoro, avere un po' una condizione, una visione a 360 gradi e non fare il lavoro oggi per oggi, ma avere una visione un po' più ad ampio spettro. Magari ci interesserebbe sapere anche nelle vostre zone come siete messi, se siete sottoposti a una forte pressione di mal dell'esca, quali varietà sono nelle vostre zone che sono più sensibili, valutazioni che avete fatto con i vostri tecnici, con altri colleghi nelle vostre zone, qualsiasi cosa, anche lavori che state impostando per combattere, per convivere, non lo so neanche io come dire, con questo grosso problema. Noi quando veniamo a potare ovviamente dobbiamo valutare la vigoria delle piante, dobbiamo andare a scegliere il numero di capi a frutto da tenere, ovviamente l'individuazione dei vari speroni. Ovviamente dobbiamo anche monitorare e tenere sotto controllo le varie patologie che potrebbero avere le piante, cosa molto importante secondo noi nella gestione generale della campagna, ed è per questo che ci teniamo a fare noi direttamente la potatura e non delegarla a terzi. Diciamo il mal dell'esca è una di quelle patologie principali che possiamo andare a trovare durante il periodo invernale, ma poi ovviamente la sintomatologia molto evidente nel periodo estivo, tardo estivo, soprattutto in situazioni molto stressanti a livello idrico, e si manifesta quasi tutti gli anni, direi tutti gli anni. Poi ci sono dei picchi, magari in alcuni anni sembra veramente molto presente, in altri anni magari i sintomi sono un po' più lievi. Ci sono tantissimi studi dietro, tanti lavori, soprattutto
per provare a curare le piante con scarsi risultati al momento. Ovviamente si punta tanto sulla prevenzione, anche se i risultati sono, diciamo così, poco efficaci, nel senso che comunque le piante si ammalano, soprattutto alcune varietà, e quindi bisogna cercare in qualche modo di convivere, combattere con questa malattia. I sintomi principali evidenti nel periodo estivo sono diciamo soprattutto a livello fogliare. Si vede la classica tigratura della foglia, non stiamo qua ad approfondire, ci sono delle piante che sono molto sintomatiche, piante un po' meno, ma è ormai storia, diciamo, è ormai evidente. Sempre riprendendo un commento che ci aveva fatto qualche nostro così follower, diceva magari di far vedere qualche pianta sintomatica a livello invernale. È un po' più difficile, nel senso che di fatto si presenta secca o quasi secca la pianta, questa è un po' l'idea. In questo caso, dato che siamo in un vigneto dove abbiamo avuto comunque un forte attacco, ecco, e forte presenza di mal dell'esca, diciamo che questa sicuramente è una di quelle piante sintomatiche, una delle tante piante sintomatiche, ecco, che abbiamo in questo appezzamento. Ecco, in questo caso non abbiamo eliminato questa pianta in estate, ovviamente sempre per motivi di tempo, ma anche perché a volte il mal dell'esca consente di portare a una certa maturazione, ecco, i grappoli, rispetto magari alla flavescenza dorata che tende a seccare completamente il grappolo. A volte si riesce, se la pianta non è troppo compromessa, a portare alla maturazione. Avevamo fatto anche un video in un vigneto di Corvina dove facevamo vedere alcune piante sintomatiche di mal dell'esca, ovviamente che hanno sintomi di mal dell'esca, ma che comunque erano a ridosso nel momento del video della vendemmia, e avevamo trovato, ecco, i grappoli che si stavano comunque maturando. Ecco, in questo caso andremo a eliminarla, proprio perché in questa situazione è meglio proprio estirparla per evitare di infettare altre piante. Ovviamente si sa che il mal dell'esca, diciamo, il responsabile, ecco, sono i funghi che entrano dai tagli e diciamo vanno a colonizzare i canali linfatici. Il rischio cos'è? Il rischio che durante la potatura si portino alle altre piante di fianco vicine, ecco, questi funghi anche attraverso le lame delle forbici, motivo per cui cerchiamo nei vigneti, come in questo caso, questo è forse un vigneto un po' più colpito, cerchiamo di intercettare con queste piante a fine vendemmia magari. In questo caso non siamo riusciti ad arrivare in tempo, quindi la elimineremo adesso, proprio per evitare di passare con le forbici dalla pianta precedente, potare questa pianta e tagliarla completamente, e poi passare alla pianta successiva, magari trasferendole o rischiando di trasferire, ecco, questo fungo. Ecco, per cui in questo caso non usiamo le forbici elettriche, proprio perché evitiamo di andarle, tra virgolette, passate il termine, a infettarle. In questo modo andiamo a tirare via tutto il materiale, diciamo, che ha la pianta, e come vedete è completamente secco, completamente rachitico, e questo è uno dei classici sintomi, ecco, o comunque conseguenze del mal dell'esca. Ecco, quindi procediamo con l'eliminazione dei tralci. Dopo tutto questo materiale noi adesso lo getteremo a terra e poi passeremo con la motosega a tagliare il ceppo, ovviamente. Questo ci consente di eliminare ovviamente il fusto, fare spazio per poi magari questa primavera venire a fare dei rimpiazzi, delle rimesse, piantare nuove barbatelle, e soprattutto quando poi passeremo con il muletto a caricare, una volta finito questo lavoro in questo piccolo appezzamento che abbiamo di rondinella, verremo a tagliare con la motosega il ceppo e raccoglieremo il grosso della ramaglia che abbiamo qua a terra, in modo tale da portare via la diciamo percentuale più alta, ecco, di materiale infetto, che altrimenti verrebbe trinciato, eccetera eccetera. Quindi diciamo i parassiti, i funghi, ecco, rimarrebbero nel vigneto. È utile? Sì. È risolutivo? No. Ci proviamo, ecco, a convivere, ecco, in questo modo anche con questo grosso problema che sta affliggendo negli ultimi 20 anni e forse anche poco più, ecco, le nostre campagne. Mal dell'esca ormai è diffuso un po' in tutta Italia, per cui c'è veramente poco da scherzare. Tecniche di sopravvivenza ce ne sono tante, come dicevamo l'efficacia è limitata, e soprattutto i risultati sono altalenanti, ecco, perché come dicevamo ci sono annate dove magari si pensa che il mal dell'esca sembra che il mal dell'esca abbia un po' abbandonato
il colpo, ma poi l'annata successiva si manifesta con grande forza. Quindi i risultati veramente sono discutibili o comunque limitati. Si cerca insomma in coscienza di fare tutto quello che si può proprio per mantenere al massimo, ecco, la produttività e la vigoria dei nostri vigneti. Ecco, come vedete abbiamo spogliato completamente dei rami secchi, che sono questi, abbiamo cercato un po' di compattarli. Passeremo nel pomeriggio, una volta che abbiamo finito, ecco, questo lavoro di massima, di andare un po' a pulire la parte, diciamo, apicale delle nostre piante. Verremo a tagliare con la motosega, poggeremo per terra il fusto, poi passeremo probabilmente domani, passeremo col trattore e il muletto, recupereremo tutto il materiale, porteremo via ovviamente, e questo ci teniamo sempre a sottolineare che lo facciamo per evitare di venire a potare piante infette che potrebbero infettare le piante vicine. Ecco, volevo farvi vedere in questo caso la presenza di una barbatella giovane che abbiamo piantato come rimpiazzo. Come vedete qui probabilmente c'era dall'anno scorso una pianta morta, o diciamo 2 o 3 anni fa, una pianta morta, qui è stata rimpiazzata con una barbatella, quindi abbiamo fatto il buco con la trivellina, abbiamo fatto anche qua un video dedicato a questo lavoro. Avevamo tenuto 2 o 3 gemme, anzi 2 gemme, poi abbiamo fatto crescere il fusto e qui andrebbe più o meno accorciato, in modo tale da avere più o meno 7-8 gemme, 10 gemme al massimo e la creazione del fusto. Ora non andiamo ad accorciarla con questa forbice perché appunto abbiamo fatto il lavoro di, diciamo, estirpo, diciamo, dei tralci della vita infetta, e andremo ipoteticamente a creare una ipotetica infezione. Questo proprio per sottolineare come le due fasi andrebbero un po' divise, proprio per provare, ecco, a evitare queste infezioni. Per cui noi, quando verremo a potare con le forbici elettriche, andremo a dare una accorciata, ecco, una spuntata a questo tralcio, in modo tale da permettere alla pianta di irrobustirsi, senza però rischiare, diciamo, ecco, di andare a infettare. Ovviamente non è, come diciamo, risolutivo al 100%, perché poi i sintomi in questa pianta erano super evidenti. Magari in un'altra pianta ci troviamo a vedere che sì, magari in autunno aveva qualche sintomo, ma non era così sintomatica, per cui la manteniamo di fatto nel campo, e quindi una piccola dose, ecco, di infezione può esserci, però cerchiamo, ecco, almeno i casi, quelli un po' più pesanti, di eliminarle, ecco, in questo modo. Ecco, in questo caso potete vedere invece un altro sistema di rimpiazzo che abbiamo fatto vedere anche in altri video, a piede franco, per cui non ha l'innesto, non c'ha l'americano sotto, è a piede franco. In questo caso è una propagine, quindi una sorta di margotta, propagine, chiamiamola come vogliamo. Andiamo ad interrare un tralcio durante il periodo invernale, durante la potatura, e poi negli anni alleveremo il fusto. Questo per andare un po' a, diciamo, tamponare, ecco, i buchi che si creano causa soprattutto in questo vigneto mal dell'esca. Metodo artigianale, come ne abbiamo già parlato, metodo alternativo al rimpiazzo tramite nuove viti. In questo caso invece è una vite che si può vedere, ha questo nodo che non è altro che il punto di innesto, invece in questo caso è una barbatella che pian pianino sta crescendo, si sta sviluppando. Ecco, diciamo, per quanto riguarda il periodo estivo, il problema è che i patogeni, diciamo i parassiti, il fungo che va a parassitare i circuiti linfatici, non fanno permettere una corretta circolazione della linfa, quindi nel periodo estivo, soprattutto quando c'è tanto caldo, quindi giornate lunghe di sole ma veramente alte temperature, la pianta va un po' in stress idrico, nonostante noi abbiamo un buon sistema di irrigazione, ma è proprio una questione che non riesce ad assorbire in modo corretto, ecco, anche i nutrimenti e l'acqua, e quindi questa condizione crea nella pianta proprio una morte, ecco, dei tessuti, e quindi poi una morte in pratica una necrosi, ecco, della parete fogliare piano piano della pianta. Ecco, questa è un po' la situazione. In inverno bisognerebbe cercare appunto di potare nel periodo magari più asciutto, nelle giornate un po' più secche, se si può, proprio perché si riesce poi ad andare a cicatrizzare meglio i tagli da potatura. Inoltre, ecco, buona pratica in invernale è quella di andare a fare dei tagli piccoli, dei tagli non troppo grandi, proprio per evitare che i patogeni possano entrare, e soprattutto che la pianta non sia messa nelle condizioni di rimarginare la ferita, mentre se andiamo a fare tagli di un anno, su legno di 1 anno, 2 anni, la pianta riesce a rispondere meglio con delle barriere che possano in qualche modo
andare a cicatrizzare meglio, quindi evitare, ecco, queste infezioni. Ovviamente si fa quello che si può, quindi cerchiamo anche noi, ecco, di andare a fare delle potature più corrette possibili, però ovviamente, ecco, abbiamo notato che alcune varietà e alcune zone, come in questo caso questo vigneto, probabilmente anche un terreno un po' umido di per sé, ecco, tende a manifestare molto, ma soprattutto certe varietà, ecco, sono molto sensibili al mal dell'esca e quindi è un po' più difficile andare a convivere. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, un video un po' che vi ha fatto vedere non tanto la potatura in quanto potatura, ma tutto quello che c'è attorno al ragionamento, ecco, della potatura. Quindi, come avete visto, un po' andare a fare una pulizia della vigna un po' prima, ecco, del passaggio della potatura, e anche diciamo così abbiamo sfruttato, come diciamo, il commento che avete lasciato giù sotto qualche nostro video, ecco, e abbiamo fatto vedere un po' come il mal dell'esca, ecco, ha dei sintomi, o comunque, ecco, cosa comporta questo problema, questo complesso del mal dell'esca, ecco, nel periodo invernale. Ecco, quindi ci vediamo il venerdì prossimo con una nuova puntata, con un nuovo video.